Primo giorno ieri del neoprefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, insediatasi come capo dell'ufficio del governo, prendendo il posto del dottor Dario Caputo, trasferito presso la sede di Varese. La Cocciufa si è presentata ieri mattina ufficialmente alla stampa in videoconferenza per via delle restrizioni dovute al Covid-19. Il neoprefetto di Agrigento, originaria di Lentini, nel 2007 ha ricevuto la nomina di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è stata alla prefettura di Cuneo con competenze amministrative presso il locale compartimento, quindi alla prefettura di Siracusa fino al 1994 al gabinetto e fino al 2001 con l'incarico di vice capo di gabinetto e poi come capo. Quindi passata a quella di Ragusa come viceprefetto vicario, è stata anche presidente della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Alla prefettura di Siracusa ha svolto anche l'incarico di occuparsi del piano di risanamento ambientale. Si è anche interessata di immigrazione come presidente della commissione di gara per assicurare i servizi di accoglienza dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale. La neoprefetto all'inizio del suo discorso ha subito dichiarato di difendere tantissimo e di avere a cuore il ruolo della stampa e che tutte le nostre porte saranno aperte e che ci si può anche aiutare per veicolare le notizie che a volte possono essere particolarmente difficili. Mi piace lavorare per la mia gente, anche se per il momento non è molto facile, è complicato, che mai e poi mai mi sarei immaginata di trovarmi in una situazione come questa, ma non credo di essere la sola. Il neoprefetto ha anche assicurato di dare il suo contributo alla città e alle problematiche del territorio. Sono anch'io una siciliana che conosce bene le differenze che partono da molto lontano. Il ruolo del prefetto, ha affermato la Cocciufa, non è quello di avere la bacchetta magica per risolverle. Anzi, bisogna provare a lavorare in sinergia con le amministrazioni locali, i sindaci, le forze di polizia, i sindacati, al fine di accompagnare certi processi verso le giuste soluzioni e per le esperienze che ho mi consta che facendo un buon lavoro di squadra si possono raggiungere. Il prefetto ha anche accomunato l'immagine di Agrigento che quasi sempre è sinonimo di Lampedusa, ma la provincia ha tante altre problematiche che deve affrontare. Mi farebbe piacere occuparmi anche di altro e non solo di immigrazione, ma anche verso quelli che in questo momento vivono condizioni di disagio perché il territorio presenta alte percentuali di disoccupazione e poterne, chissà, piano piano uscirne. E grazie a voi vi prego di portare alla cittadinanza questo messaggio che non vuole essere retorico ma di vicinanza vera, ribadendo ancora una volta che non abbiamo soluzioni miracolistiche. Credo moltissimo nel valore della stampa, nel ruolo della stampa e sappiate che insomma, le nostre porte sono aperte per quello che possiamo. Mai avrei immaginato di trovarmi in una situazione come questa, ma non credo di essere la sola. Purtroppo caratterizzate ancora da tante problematiche che partono da lontano. E il ruolo del prefetto chiaramente non è quello di avere una bacchetta magica che risolve tutti i problemi, ma quello di provare e di lavorare in sinergia con tutte le istituzioni locali che sono ovviamente forze di polizia in primis, ma ovviamente anche gli enti locali, i sindaci, per cercare di accompagnare certi processi verso soluzioni e questo mi consta anche per l'esperienza che ho, che facendo un buon lavoro di squadra tanti risultati si possono sicuramente